ver, devo tornarti. Tu rampegartela. Uccio, con calma, e tu, hai su tempi. Aspetta di fare un video di 30 minuti su che della lumaca che approva a fare il gradino. Ma che misteri. Zio. Non ho preso, guarda. E quei rari momenti in cui posso portare fuori la donna capitalista che lavora sempre. Una cosa che sto imparando, la differenza tra i posti belli e i posti brutti non ha senso, cioè paghi uguale, capito? Quindi stiamo iniziando veramente a frequentare i posti migliori. Anche qua siamo in una cantina rinomata, prosecchino 3 euro, hai esule 4,50, cioè capirai, in un baretto di merda. Non si può parcheggiare qui. Magna che caice, Dio caro, magna caice, magna. Praticamente oggi abbiamo fatto una delle cose più tipiche venete, siamo andati a cantina. Io ho dovuto andare un po' controcorrente perché il tipo mi ha detto, ma anche guardato come per dire, non puoi dire vino rosso in questa zona qua, vabbè, ho dovuto bere prosecco, un po' controvoglia perché non sono amante. E poi insomma il famoso tagliere di salumi e formaggi che in teoria è nazionale, però insomma nel Veneto è un po' più risentito, e soprattutto Sua Maestà Esprice. A partire, ma tocca mettere in pausa i discorsi della femmina che era devo parlarmi dei Socoto e di qua era Tosatea, per dirti che anche lo spezzatino qua a Poenta è un tipico piatto veneto, mentre no, tagliatelle qua salviale no. Burro, salvia e ricotta affumicata. Ok, ma non è un piatto tipico veneto, cioè, con tutto il rispetto, buona, sì, ma non è tipico. Seratine alternative dei noi altri veneti, guarda, andiamo su, in tra virgolette montagna, metti a fuoco, no montagna, sei colline, però le colline, le famose colline del Prosecco, voglio dire, è il patrimonio UNESCO, sta robetta qua. Guarda che spettacolo il piano, non mette a fuoco niente, guarda, 2.000 euro di telefono, porca miseria, la prossima volta porto via a Pro, che è un telefono di merda, no adesso prende, eccolo qua, guarda, le protto. Vai a carezzarlo, ma perché devo accarezzarlo? Devo andare io? Vai, però no, scappa, appena ti vede scappa, eccolo qua, ma che figa, che cazzo c'entra? E il lievaretto. E che non so, cuccioletto, no, quello là che parte. Vabbè, ma tanto mangiano erba, cioè non è che mi fa pena. Da bere ne hanno, mangiano erba, non è che ti muore, capito? Ormai è già svezzato, quindi basta, a posto, ecco, si gode la sua vita. Trova ogni tanto le femmine che gli corrono dietro, gli dico, vieni qua amico, io carezzo te. E lui dice, cazzo è sta qua, che cazzo vuole Dio caro? No, che sto registrando. Questo sarebbe il tipo di materiale, me l'avevano dato una volta un'amica che fa la sarta, che lei si era fatti, però lei li trova solo di questo colore mimetico, io ho bisogno di trovarlo in grigio, diciamo standard. Comunque questo è un materiale veramente robusto, loro ce l'hanno da anni e il loro è ancora perfetto. Avrei bisogno di questa cosa qui per gli oscuranti, e poi dentro mettere tipo dell'Armaflex, un qualcosa che ripari più che altro anche dalla grandine. Come si fa a mangiare il biscotto da sdraiati? Sti cani pigroni. Tipati.
Bravo. Andiamo da Mirko, che non so mai cosa portare perché gli è bravissimo far da mangiare. I ganna sera con tutte le piante e cosa che porto? Vin? E farò diventare qui, sai cosa dovete dire? Oh, vatti a scaricare la mappa sul sito. Ci sono 500 rubinetti ormai. Non è poco 500, eh? Non è leggenda. Rosso di sera, era l'arcobaleno. Bel tempo si spera, ma quasi rosa, quindi venirà su tempesta, porca miseria. Cieli che presagiano cose tremende, come ogni volta che vado a trovare Mirko, porca miseria. Ma guarda che te scherzi, io sul serio ho un contratto con la Coldiretti, praticamente quando gli agricoltori vedono che manca pioggia, qua nel Padovano, chiamano me e io arrivo e viene su tempesta, ogni volta, sempre. L'amore non paga la bolletta. Il Cristo che indica e affine anche per motivi politici, giudica il fatto che siamo arrivati. Ah, no, che brutto che in video Pullman, è proprio brutto. No, da vivo è tutta un'altra roba, è molto più, anche se a legno leggermente scuro, cos'è non un ciliegio, come cazzo si dice? Boh. Però no, non è così brutto Pullman, no, te lo garantisco. Del amor que se bebe y se fuma no vas a escapar. El amor que se asienta y consuma te va a condenar. Al calor de una vela ragazza se apaga la luz. Se complica la vida cuando arriva il conto. L'amore non paga, il sesso non paga. Se asienta, consuma, se bebe y te fuma y no paga la cuenta más. Se necesita un po' di calma en este mundo y en mi alma. Guantanamera de 20 años, que donde toca me hace daño. El sexo non paga la cerveza. Yo non c'ho una lira in tasca, quiero €1 por favor.